23 maggio 2020 il Giro d'Italia arriverà a Conegliano per la partenza della 14ª tappa a cronometro con traguardo a Valdobbiadene. 33 chilometri che porteranno i ciclisti a percorrere i territori delle colline del Prosecco per la prima volta dal riconoscimento patrimonio UNESCO. Lo sport diventa di nuovo l'occasione per mostrare al mondo le bellezze della regione. Come Regione Veneto da sempre sosteniamo il Giro d'Italia, sosteniamo le grandi manifestazioni, i grandi eventi, la grande conquista di Cortina 2026 con le Olimpiadi e per noi è stato un regalo meraviglioso e devo dire è l'occasione appunto per unire valori positivi dello sport, valore dell'agonismo e bellezza del nostro territorio, eccellenza delle nostre produzioni. Un'opportunità per le colline del Conegliano Valdobbiadene di farsi conoscere al mondo. La tappa è la tappa wine stage, quindi palcoscenico del vino. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore si presenterà al mondo proprio con la propria grande bellezza delle colline. Un'occasione che i sindaci dei territori coinvolti hanno voluto cogliere al volo con una sinergia che ha portato alla nascita per la prima volta di un unico comitato tappa, sia per la partenza che per l'arrivo. Che vedrà coinvolti 6 comuni direttamente, ma altri 15 di OCG in totale, per abbattere finalmente i limiti territoriali e vedere un grande territorio che è patrimonio dell'UNESCO ancora protagonista nel mondo. Dal sindaco di Valdobbiadene una proposta ai suoi colleghi dei 15 comuni interessati per correre i 33 chilometri di tappa tutti insieme, naturalmente in sella alla bicicletta. Un bel messaggio, un percorso che facciamo assieme lungo le strade che attraversano i nostri comuni e salutando i nostri concittadini con la voglia di dire ci siamo uniti, vogliamo presentarci non solo all'Italia ma a tutto il mondo per le nostre bellezze che ci sono state regalate. E per questa tappa, l'unica ad avere come palcoscenico un territorio viticolo, ci sarà anche l'importante coinvolgimento degli studenti. Per creare il logo grafico di questo comitato di tappa siamo convinti che debbano essere i bambini, i giovani a creare questo logo.